La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Altra puntata di Friuli Lavoro, altro tema molto importante. Ci siamo occupati di come compilare un curriculum vitae, in questo approfondiremo invece come vestirsi ad un colloquio di lavoro. Si dice che l'abito non fa il monaco, eppure questo non è poi così scontato quando le aziende si vedono arrivare dei candidati spesso non vestiti in modo consono. Ringrazio al mio fianco Simone Attico, HR Specialist di MAV. Buonasera. E Attico, allora, ci spieghi come bisogna vestirsi per non fare brutta figura ad un colloquio di lavoro. Oscar Wilde diceva che non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione, e questo è ancora più vero quando ci accingiamo a fare un colloquio di lavoro. I primi secondi in cui incontriamo il selezionatore, il cervello del selezionatore è di fatto impegnato a tracciare l'immagine del candidato che ha davanti, e indubbiamente l'abbigliamento può avere un effetto positivo o negativo su quella che è inizialmente una valutazione puramente istintiva, ma pur sempre una valutazione. Quindi com'è che bisogna vestirsi? Scegliere la sobrietà è sicuramente la soluzione migliore, o comunque un abbigliamento che sia consono alla nostra personalità. Dobbiamo sentirci bene nei nostri panni, perché se indossiamo qualcosa che ci fa sentire a nostro agio, il nostro benessere si trasmette e si riverbera anche nei confronti dell'interlocutore che lo coglie, quindi tutto può assumere un andamento più lineare, più soft, anche nella gestione di un colloquio. Informarsi comunque su quella che è l'azienda presso la quale si va a svolgere il colloquio, cercando di capire se prevede un abbigliamento più o meno formale, è sicuramente un buon modo per approcciarsi all'azienda e abbigliandosi di conseguenza. Ecco, eleganza e sobrietà dunque, ma i colori nei vestiti, colori anche, diciamo così, di una certa importanza sono ammessi, oppure uno deve essere rigorosamente in bianco e nero in modo un po' castigato? Essere formali non vuol dire assolutamente essere castigati, anzi, lo dicevamo prima, bisogna indossare qualcosa che ci faccia sentire a nostro agio, rispecchi anche la nostra personalità, quindi via libera anche ai colori, non esistono solo il bianco, il nero, il grigio, il blu, toni pastello aiutano certamente a vivacizzare anche la nostra immagine, va benissimo anche i colori sgargianti, cercando di non esagerare, sempre per il discorso di non distogliamo l'attenzione del recruiter nei nostri confronti, facendola vertere su degli aspetti magari che possono influenzare negativamente il suo pensiero. Ecco, che cosa dobbiamo assolutamente evitare per far sì che appunto il recruiter ci guardi solo il nostro vestito e non cerchi di approfondire gli aspetti di quelle che sono le competenze e di quelle che sono le esperienze di lavoro che invece il candidato ha e che è importante che il recruiter capisca per poterlo assumere? Quando facciamo un colloquio il nostro abbigliamento deve esprimere equilibrio e deve esprimere armonia, che poi sono gli aspetti principali anche della personalità che possono emergere e devono essere valutati in sede di colloquio, quindi evitiamo tutto quello che può essere sgargiante o eccessivo, accessori troppo vistosi le ragazze dovrebbero evitarli, così come dovrebbero evitare magari anche una manicure un po' aggressiva, vestiti che non si adattano perfettamente alla nostra fisicità o che lasciano scoperte delle importanti porzioni di gambe e décolleté, sarebbe meglio evitare di indossarle in determinate circostanze. I ragazzi devono curare molto la barba, i capelli, ragazzi e ragazze comunque cercare di curare le mani, che poi sono la prima cosa che si nota quando facciamo il colloquio con qualcuno, e quindi prediligere, come dicevamo prima, anche nella scelta del trucco, del make-up per le ragazze, qualcosa di assolutamente sobrio che ci faccia apparire curate ma non eccessive. Ecco, ringraziamo Simone Attico per queste importanti informazioni che ci ha dato. Grazie a voi. Grazie, e ci vediamo il prossimo mercoledì con un'altra puntata di Friuli Lavoro. Buona serata a tutti. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.